So the taxi came in from this way, and then he was going down there, then he turned around, and then came back up here, and then pointed at, it was that one, because it said number 7. Okay. Il taxi è arrivato da quella parte, è andato in fondo, ha fatto manovra e è tornato indietro, e si è fermato qui, e si è fermato lì, e mi ha fatto vedere che il posto qua era il numero 7. And that's when I tried this door. He said just walk in, and this door was open, so I knew that was the right building. E ho cercato quindi di entrare da questa porta era aperta, quindi sono entrata. And I think I recall a sign being on the door that said the name of the studio that was given in the email. E pensavo che ci fosse un segno sulla porta che indicasse il nome dello studio. Then what happened? So then I walked in here, I had my luggage, I had to go around this corner. Quindi sono venuta qui, avevo la mia valigia e sono andato dietro questo angolo. Then I carried on walking here, and then I stopped here because I didn't know whether to go there or here. E poi sono arrivata fino a qui perché mi sono fermata perché non sapevo se andare di lì o di lì. Then this door had studio on it, so I went to reach out for the handle of this door. Quindi It had studio written on the door. qui c'era una targa dello studio su questa porta e ho cercato di entrare in questa So I porta. stood here, I went to open the door, and then that's when I was approached from behind. Ed è stato proprio nel momento in cui stavo aprendo la porta che è arrivata una persona da dietro e che mi ha presa da dietro. Ricorda qualche altro luogo, qualche posto che l'hanno portata qui o poi ha perso conoscenza? In this place, do you remember some other place of this apartment, or you don't forget nothing, you lose your... There was a sign on this door saying studio. C'era una targa su questa porta dello studio? Ricordo di essere stato in questo It locale. was covering that sign, that wasn't there. Quel segno non c'era, era coperto dalla targa. It was like big over here, like in Una- black with white writing saying studio in capital letters. Lì c'era praticamente una grande targa che copriva quella e che c'era scritto il nome dello studio. And that door wasn't left open, it was like closed a E bit. l'altra porta era chiusa, non era aperta. Ricordo di essere entrato in questo locale che aveva la scritta studio. Do you remember if you enter in this, I didn't go in this room, I was No. about to, but then that's when they came. Non sono entrata dentro, stavo per entrare ma mi hanno preso proprio in quel momento. Va bene, io credo che possiamo concludere il sopralluogo. Mi conferma che non è entrata nel bagno. Can you confirm us that you didn't enter in the bathroom? No, I got to this point here. No, non sono entrata, sono rimasta in questo punto qua. Quindi questo è il luogo in cui è stata rapita. So this is the place where you were kidnapped. Yeah, this place right here by the door. Yeah. Sì, questo posto qui, non lì, qui. Va bene, io ritengo che possiamo concludere. Adesso diamo la possibilità all'operatore della polizia scientifica di terminare il filmato. So the police will terminate the video. Spostiamo da questa parte. Procediamo in auto per la frazione.
quella bianca. Parcheggiamo allora. Sono le ore 13 e 12 minuti e procediamo alla rimozione dei sigilli. I never entered this room at all. Non sono mai entrata in questa stanza. This is where the sleeping bag was placed. Qui è dove avevano messo il sacco a pelo all'inizio. And my hands were, like, the handcuffs were around here. E le mie mani erano manettate qui And the same handcuffs around here and my feet were there. e nella stessa maniera lì avevano manettato i miei piedi. So that's where I spent the first day and night and until the afternoon of the next day. Questo per il primo giorno, la prima notte e fino al pomeriggio del giorno successivo. So I used the shower and the sink and the Quindi toilet. potevo usare la doccia e il lavandino. And this was where we slept. I slept on this side. E qui dove invece dopo abbiamo dormito, io dormivo da quel lato Lucas slept on this side. e Lucas dormiva da questa parte. He had the yellow blanket Lui aveva la coperta gialla and I had the red blanket. e lei invece aveva quella rossa. Possiamo considerare concluso la ricognizione dei luoghi in località Borgial, frazione di Lemie, alle ore 13 e 18 minuti del 5 agosto.